Fra pomeriggio e sera, fra il Lido di Jesolo e la laguna di Cavallino Treporti, andata e ritorno con il buio. Un'immersione nelle bellezze del litorale veneziano grazie alla sesta edizione della Moonlight Half Marathon, una mezza maratona aperta a campioni di corsa, ma anche di spirito. Sono in camioterapia, la dedico a tutti i malati di cancro, perché si può vivere con lui e si può sconfiggere. In bocca al lupo a tutti. Una missione da podio che vale l'impresa del keniano Paul Tiong-ik, che è stato il più veloce di tutti gli altri, sfiorando per soli 8 secondi il record della corsa, che è più impegnativa di quanto si possa pensare. È una mezza maratona di fine maggio, quindi non è una gara di quelle abituali, ecco, siamo molto più così orientati a correre le mezze maratone a settembre-ottobre piuttosto che a febbraio-marzo. E quindi deve essere uscito molto bene dalla stagione primaverile, magari aver fatto una maratona almeno da 4 settimane. Abbiamo visto un numero enorme di spettatori assiepato lungo il percorso, oltre che un grande divertimento da tutti i partecipanti. Dopo c'è stato anche naturalmente il risultato tecnico che è stato interessante. Abbiamo avuto ben 8 atleti che sono andati sotto l'ora e 8 minuti, quindi anche là un risultato estremamente interessante, ma anche in campo femminile con la vittoria di Fatma Marauli. Il percorso è scorrevole, la gara è molto bella, solo che non sono abituata a correre la sera così, cioè è una gara lunga, ho sofferto quello. E poi la marea dei partecipanti comuni, quelli che si divertono a sfidare il cronometro ma per il gusto di confrontarsi in amicizia con gli altri runner. È stata dura, però sono contento, ho fatto il tempo che volevo, mi sono divertito. Il percorso è sempre stupendo, non l'avevo fatta l'anno scorso e quindi non sapevo del cambio di percorso, però è migliorato notevolmente. Durissima, ma ce l'abbiamo fatta, star sotto le 2 ore. Bene, un po' meno dell'anno scorso, ma 6 su 6 qui a Jesolo, quindi siamo contenti e ci saremo anche il prossimo anno. Ma ripeto, sottolineo, non è circostanza, tutti i giovani che sono qui, che per la prima volta magari stanno godendo.